Noi andremo a portare la nostra posizione, che è quella di un'autonomia assolutamente solidale, di un'autonomia che non vuole spaccare l'Italia in due come qualcuno vuol dire, di un'autonomia che non è contro l'unità nazionale, ma un'autonomia che è una vera assunzione di responsabilità. La parola responsabilità torna anche in aula, accanto a modernità e battaglia contro lo spreco. Non abbiamo la fissa dell'autonomia, ripete ormai come un mantra il presidente del Veneto Luca Zaia, ascoltato oggi in Senato. Portiamo avanti un progetto in cui abbiamo creduto avendo come unico faro la Costituzione. È Zaia ad aprire i lavori di quello che a tutti gli effetti è l'inizio del percorso del disegno di legge sull'autonomia differenziata di Calderoli. Il costituzionalista Mario Bertolissi, l'ultimo ad essere ascoltato. In mezzo altre 48 persone tra sindaci, presidenti di regione ed esperti. Non abbiamo mai avuto disegni secessionisti, bensì abbiamo sempre inteso che i padri costituenti siano stati chiari fin dall'origine. Se andiamo a leggere la Costituzione repubblicana del 1 gennaio del 48 è una Costituzione assolutamente federalista. La storia a partire dal dopoguerra fino al referendum del 2017. 2.328.000 veneti sono andati a votare, il 57% del corpo elettorale. Il percorso ad ostacoli per la sottoscrizione della preintesa e poi la ringa finale. Chiamiamolo federalismo da oggi in poi, forse qualcuno si adegua di più al processo, perché stiamo parlando di federalismo, forse la parola autonomia qualcuno fa venire l'orticaria. C'è un processo federalista, ecco la Germania ha un grande modello federalista. Noi guardate, se volessimo dire anche da un punto di vista proprio utilitaristico, diciamo così, non abbiamo nessun interesse che ci sia qualcuno in Italia che vada in malore, perché alla fine si rischia che il conto lo paghiamo sempre noi. Autonomia come sfida comune, opportunità per avere un vero controllo di gestione. Poi si chiama autonomia differenziata, più Stato dove ci vuole più Stato, meno Stato dove ci vuole meno Stato, ma non è una frase sovversiva. 13 minuti fiume, poi le domande. Giovedì pomeriggio altra tornata di audizioni con ANCI, ANCE, CGIL, CISL e UIL, conferenza delle regioni e province autonome, Legambiente. Oltre ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato ci sono anche quelli delle commissioni tecniche, quella sui LEP e quella sui fabbisogni standard.